Buongiorno, oggi vi mostro con 5 euro che potete accattare e che potete mangiare. Amici, vieni a prestare, vieni. Vicino a me. Allora, un pugnetto di scampi, ve lo facciamo pesare e ve lo facciamo vedere. A 9 euro al chilo vengono 1,50 euro. Vieni vicino a me, vedete, faccio dei frutti e mare. Vieni. Mettiamo 2 lupini e 2 fasolari. Costo 1,50 euro. 1,50 euro su 3 euro. Poi facciamo mezzo chilo di cozze, 2 euro. E cozze che belle, lì svemmo 100 depuratori e bacoli. E facciamo un bello satè che cozzica, oppure una impapata, che è pulito un primo e una impapata. Amici, facciamo vedere con 5 euro in pescheria che potete mangiare per 2 persone. Allora, calamarata, scambette piccerille, fasolari, lupini, una bella impapata di cozzica con pepe a cascata, sale, produsini, uovo e aglio. Andiamo a cucinare, il procedimento, olio e aglio. Nel procedimento mettiamo prima le fasolare, perché? Perché la fasolare è più dura ad aprirsi. La mettiamo e la facciamo rosolare. 2 minuti che abbiamo messo le fasolare, mettiamo i lupinai, e le facciamo fare insieme alla fasolare. Man mano che si aprono, li dovete togliere perché sennò si rimpiccoliscono, vedete? Che faccio? La fasolare è sempre dura, è una capa tosta fasolare. Scampi, aiuto, scampi, non sgambi, e pomodorini. Saliamo e buttiamo la pasta a cascata, vai. Per fare una grande impapata di cozzica, pepe e un pochettino d'acqua e mettiamo le cozze quando bolle tanto, ma lo faccio abbarire come mamma fa. Ok, scuotete un pochettino e mettete il coperchio. Dopo circa 3 minuti, guardate il risultato con me, guardate. La cozzica chine e pepe. A tenga chine e pepe, la cozzica tenga. Mamma mia. E che sapore impapatella. Voglio, la pasta è pronta, la alziamo, bella ardente, la facciamo saltare una trentina di secondi dentro al sughetto, guarda qua, va. Vedete come viene crema, guardate qua. Vedete rumore. Il momento di impiattare, senti. Sì. Mamma mia, che sapore. Pochi produzioni a cascata. Mamma mia, che spettacolo, guardate sto piatto, dici la verità. Era un babà con 5 euro per mangiare. Un primo e una bella impapata che pare l'ove papera, guarda qua, ove papera pare. Sai che usa porchetta e sta che usa cucchiaio. Sapete che usa cucchiaio? Perché si vanno più a siare, guardate qua, e mette a 3-4 volte, guardate qua. Mamma mia, e questa calamara, assaggiamo la fasolarella, che è un spettacolo, e poi l'uovo papera l'ha già assaggiato, è ovvio. Mamma mia, e che sono sti cozzi? Voglio, aspettiamo alla prossima puntata con 5 euro, Peppe di Napoli fanno prima e una impapata. Un bacio.